Ben ritrovati dalla redazione. Tentata rapina al negozio Bricofer di Valmaura a Trieste, armato di pistola a giocattolo e con addosso il passamontagna, minaccia alla commersa per farsi consegnare l'incasso. L'assalto è scattato in realtà mercoledì sera verso le 20 a ridosso dell'orario di chiusura del negozio. A quell'ora la cassa era già stata svuotata, così il rapinatore è scappato a mani vuote, inseguito dalla polizia. L'uomo, uno sloveno di mezza età, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato dalla polizia in via Brigata Casale dopo un inseguimento in auto di 3 chilometri. Furto negli alloggi popolari di Valmaura a Trieste, rubati gioielli in oro. I ladri colpiscono ancora e questa volta a finire nel mirino. È stato un appartamento Ater di via Valmaura. L'incursione è avvenuta sempre mercoledì in pieno giorno in un'abitazione al primo piano dove vive una coppia di mezza età. I malviventi sono entrati da una finestra sul retro, approfittando dell'assenza dei proprietari. Una volta piombati in casa hanno rovistato dentro ad armadi e cassetti a caccia di monili e contanti. Soldi non ne hanno trovati, gioielli invece sì, ed è con quelli che sono scappati facendo perdere le proprie tracce senza attirare sguardi indiscreti. Entro qualche anno si devono raggiungere le 50 destinazioni. L'amministratore delegato del Trieste Airport, Marco Consalvo, non nasconde le ambizioni dello scalo del Friuli Venezia Giulia, protagonista di una conferenza stampa che ha visto la partecipazione anche del numero 1 di Ryanair e di Wilson. Proprio le agevolazioni in termini di fiscalità promosse dalla regione hanno permesso negli ultimi 2 anni una crescita impetuosa dell'aeroporto, ha concordato Consalvo, che fino a poco tempo fa era impensabile. L'aeroporto aveva un traffico limitato, ma dall'anno scorso c'è stata una svolta e la prospettiva di lavorare insieme a Ryanair è di lungo periodo. Il Friuli Venezia Giulia si attesta tra le regioni più virtuose d'Italia in tema di occupazione femminile, con numeri che anche nel 2024 hanno evidenziato una crescita significativa. È il risultato di puntuali interventi messi in atto in questi anni che a loro volta rispondono ai rapidi cambiamenti a cui è stata sottoposta la nostra società. È l'analisi dell'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolin, intervenuta al convegno Essere imprenditrici nel mondo del vino, svoltosi nella sede del MIB Trieste School of Management. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo in genere da poco nuvoloso a variabile, le temperature minime aumenteranno leggermente, venti deboli, inversioni termiche in montagna. Per quanto riguarda le temperature, minime in pianura fra 2 e 4 gradi, sulla costa fra 5 e 8, massime in pianura fra 13 e 15 gradi, sulla costa fra 10 e 13 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con Informazione, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.